Molti vanno incontro così ai loro nemici. Sembra quasi che non abbiano aspettato altro per giorni e giorni. Quello che vi proponiamo è un documento visivo di rara efficacia, di raro impatto emotivo. Immagini che ora dopo ora, in territorio kuwaitiano, si ripetono con sempre maggiore insistenza. Siamo in un centro di smistamento dove si raccolgono i prigionieri iracheni per fornir loro i primi soccorsi. Le perquisizioni portano a ben magri bottini. Tutte le loro ricchezze sono delle manciate di gallette vecchie di giorni, pressoché immangiabili. Delle gallette fresche che vengono distribuite ci si contendono anche le briciole. Qualcuno nel mucchio trova la lucidità, accorgendosi della telecamera, di gridare ai compagni: "È una vergogna, fermatevi, siamo soldati". Questi uomini sono di varia provenienza, si parla un misto di dialetto egiziano e di iracheno. Negli occhi la rassegnazione, ma anche tracce di altre emozioni ben diverse, quasi il sollievo di essere usciti da un incubo. Fino a questo momento le fonti ufficiali parlano di quasi 25.000 soldati già arresisi. La loro destinazione più probabile potrebbe essere nei prossimi giorni un mega campo profughi che è in allestimento in Turchia e che dovrebbe essere in grado di ospitare fino a 100.000 persone, tra profughi civili dall'Iraq e prigionieri di guerra. Le immagini di quelle lunghe file di soldati iracheni in marcia nel deserto passeranno certamente alla storia di questa guerra. Molti di questi prigionieri fanno parte dei 200.000 cittadini egiziani immigrati per lavoro in Iraq e arruolati nell'esercito di Saddam, che li ha mandati in prima linea ai confini tra Kuwait e Arabia Saudita. Secondo alcuni osservatori, Saddam avrebbe schierato in prima linea i reparti meno forti e motivati per riservare alla difesa del cuore dell'Iraq la parte migliore e più agguerrita del suo esercito. E questa un'analisi che potrebbe anche trovar conferma nell'aspetto lacero e trasandato dei prigionieri di queste prime ore di guerra terrestre.